un'iniziativa importante di approfondimento, un convegno che vuole anche mettere il punto sulla situazione del settore. Si parlava poco fa anche di abusivismo, insomma tante cose, ma anche l'eccellenza del reparto, come diceva poco fa la Presidente Margherita Roccarruvolo, del reparto ospedaliero di Agrigento. Sì. Il Riabilitag è un congresso che vuole proprio focalizzare l'attenzione su tematiche di natura riabilitativa e in modo particolare vuole accentrare anche l'attenzione su quelle che sono le attività che si riescono anche a svolgere all'interno delle nostre unità operative, in modo particolare all'interno dell'unità operativa di Agrigento, rivolgendosi in modo particolare a un pubblico estremamente eterogeneo, parlando in questo caso, nel caso del congresso, appunto di patologie dello scheletro. Abbiamo potuto sfruttare la presenza anche della Presidente della Sesta Commissione, che ha riconosciuto l'attività dell'unità operativa come un'attività estremamente valida e confermata come un'unità operativa complessa da parte della Regione stessa. Una serie di dibattiti faranno da corollario a questi 2 giorni di discussione. Sì, abbiamo il vantaggio di poter approfittare di colleghi, di specialisti che arrivano da un po' tutta Italia, specialisti estremamente formati sul settore che arrivano dal CTO di Torino, dall'Università di Roma, piuttosto che dall'Università di Catania o ancora da Rovigo e da altri posti sostanzialmente, tutti quanti a fare valere quelle che sono le loro argomentazioni dal punto di vista scientifico. Sarà anche fatto un focus sull'età pediatrica? Materialmente siamo organizzati in una prima giornata in cui si approfondiranno problematiche tanto del piede piatto del bambino quanto di problematiche dell'anca o della scoliosi in età pediatrica. Si parlerà anche di osteoporosi, nonché di correzione sia ortesica che medica con terapia e fisioterapia delle problematiche della scoliosi. In una seconda giornata approfondiremo invece i problemi della salute dell'osso dell'adulto, in modo particolare parleremo di quando è indicata fare la protesi di ginocchio, nonché in che modo e in che tempi vanno sintetizzate le fratture quando vengono a essere messe in carico, nonché ulteriormente altre problematiche legate alla gestione del dolore, alle procedure interventistiche, di radiologia interventistica, ad esempio nel caso di fratture vertebrali o di patologie della colonna vertebrale in genere, nonché ulteriormente nella possibilità di trattare con camera iperbarica patologie dell'osso. Sono felicissima di esserci oggi all'apertura di questo primo appuntamento che è la riabilitazione per la nostra provincia e per l'ASP di Agrigento. Sono felice perché da Sciacca a Licata, passando per Agrigento, abbiamo dei poli di eccellenza. Su questo dobbiamo lavorare perché possano sempre più essere punti di riferimento per l'utenza. Devo dire, per quanto riguarda l'unità operativa di Agrigento, siccome c'era stata questa parentesi poco carina durante la stesura della rete, ho voluto con i miei occhi visitare intanto l'unità operativa, quindi più volte mi sono vista con i medici che vi lavorano, con i punti di riferimento di quella unità operativa, ho visto la struttura così come è stata concepita e devo dire che non ha nulla da invidiare ad altre strutture fuori dalla nostra regione. Sono contenta perché in questo lavoro di raccordo abbiamo trovato la soluzione perché restasse un'unità complessa e credo che questo sia un risultato grandioso per i medici, per chi vi lavora ovviamente, ma soprattutto per i pazienti che a queste strutture fanno riferimento e di queste strutture hanno necessità. Quindi oggi è una giornata storica per Agrigento e per tutta l'ASP della nostra provincia. Ringrazio sia il dottore Zambuto che il dottore Crapanzano che mi hanno coinvolta in questa situazione, perché all'inizio non avevamo afferrato quello che stava succedendo, quindi grazie a loro io ho avuto la possibilità intanto di conoscere quello che è il lavoro di questa unità operativa e nello stesso tempo di dare una mano per poter risolvere un problema che diventava veramente un problema particolarmente pesante. Il suo anche un interessante intervento che poneva il dito anche su chi non è abilitato a fare la professione e lo fa abusivamente. Beh, questo è un tema un po' scottante, però purtroppo è un tema d'attualità. Non più tardi di un anno fa veniva scoperto un falso fisiatra a Raffadali che si spacciava non solo come medico ma come medico fisiatra, in realtà era un nullatenente, nulla facente che si spacciava come tale. E, insomma, ha combinato un po' di guai. Per fortuna le forze dell'ordine su numerose segnalazioni sono riuscite a beccarlo e adesso sta un po' pagando il fio delle sue colpe, però non è il solo, perché ci sono tante altre figure che nell'ambito della fisioterapia cercano di inserirsi pur non essendo assolutamente qualificate, persone che non hanno titoli che infiltrano, addirittura
insomma roba da matti, a restare proprio a bocca aperta. Io sono qui in duplice ruolo perché oltre ad essere fisiatra sono anche consigliere dell'Ordine dei Medici e l'Ordine dei Medici di Agrigento ha preso posizione su questo fattore qui, costituendosi proprio contro il falso fisiatra di Raffadali e contro tutte quelle figure che tenteranno e porranno in essere diciamo, degli atteggiamenti che assolutamente sono perseguiti, perché ricordiamo che è un esercizio abusivo della professione medica che è punito con delle pene di una certa età, tra cui anche la galera. Ecco, questa iniziativa, parliamo dell'aspetto medico-scientifico di questi 2 giorni. Beh, il nome la dice lunga, perché la multidisciplinarietà e riabilitazione vuole intendere riabilitazione non è più quella che si pensava alcuni anni fa, cioè la riabilitazione dell'apparato locomotore. Nella realtà dei fatti ormai l'individuo viene preso a 360 gradi e quindi noi fisiatri agiamo a tanti livelli, a livello cardiovascolare per riabilitazione, su per esempio i malati di cuore, quelli che hanno avuto un infarto, oppure nei post ictus col neurologico, oppure ancora la ginnastica respiratoria e quant'altro nei pazienti broncopneumopatici o con recenti interventi. Quindi vede, la fisiatria non ha più quel ruolo che aveva tanti anni fa o che si pensava avesse tanti anni fa, in realtà si è sviluppata meravigliosamente e abbraccia proprio a 360 gradi il corpo umano. Dottore Zambuto, lei è stato primario presso l'ospedale di Agrigento fino al 2017, ecco, oggi un'interessante iniziativa di approfondimento. Come la valuta questa 2 giorni e quali tematiche saranno dibattute? Oggi è il primo convegno organizzato dal nostro gruppo regionale e dal gruppo agrigentino dell'unità operativa complessa diretta dal dottore Crapanzano ed è una novità rispetto agli argomenti che sono tradizionalmente trattati nell'ambito della nostra specialità, perché il target di riferimento è la multidisciplinarità come riabilitazione, ma soprattutto orientata all'età pediatrica. Quindi è un convegno importante perché nelle varie sessioni interverranno non solo diciamo, docenti e professori nell'ambito ed esperti nell'ambito del metabolismo osseo, ma soprattutto anche pediatri e clinici nella riabilitazione che faranno un focus sulle maggiori patologie di età pediatrica meritevoli di riabilitazione, in particolar modo ad esempio le problematiche dell'anca nei bambini e delle malattie metaboliche dell'osso.